Ma noi intanto vogliamo discutere di idee, di progetti e di programmi. Devo dire con molta franchezza, l'Italia dei Valori parte intanto da se stessa, dalla propria storia. La storia che ha fatto nel nostro Paese delle battaglie importanti, alcune delle quali siamo anche fuori dal Parlamento, probabilmente per questo, per aver fatte in maniera dura. Abbiamo detto no al nucleare, all'acqua pubblica, al legittimo impedimento. Abbiamo raccolto le firme per il Porcellum, ora prendo atto che il Presidente del Consiglio si sia accorto che va cambiato, ma ci abbiamo impiegato la legislatura precedente per non cambiarlo e ancora oggi si parla di cambiarlo, ma non si fa. E allora bisogna partire dai progetti, dai programmi, dalle idee. Noi vogliamo essere un partito laico, lo dico da cattolico praticante, riformista, un partito che punti a un governo della solidarietà e dell'equità. In questo momento nel nostro Paese non c'è né solidarietà, perché le fasce sociali più deboli sono quelle più colpite, né equità, perché abbiamo un fisco drammaticamente iniquo. Io lo dico, bisogna cambiare cultura di governo nel nostro Paese, passare dalla cultura dello scudo fiscale alla cultura della lotta all'evasione fiscale. Il problema è che questo governo, così come quello Monti, è in condizione per chi lo sostiene di poter lottare seriamente l'evasione fiscale? A me sembra di no. Si lotta sempre contro i soliti noti, quelli che magari presentano sempre la dichiarazione dei redditi ma alla fine trovano un cavillo. Non si lotta invece con i grandi evasori, con coloro i quali tengono in Svizzera i loro fondi e si cerca sempre di raschiare il barile. E allora noi crediamo che ci voglia una grande coalizione, una coalizione di centrosinistra, ma centrosinistra vero, che sia alternativo al centrodestra, anche perché bisogna un po' osare. E sembra che l'esperienza Monti, destra e sinistra insieme, l'esperienza Letta, dimostri che in realtà qua non osa nessuno. Si continua a galleggiare. IMU, dobbiamo dire, vediamo dopo. IVA, aspettiamo. Messina, e sono tutti i temi però, che un governo che non si può caratterizzare evidentemente non è in grado di risolvere. E lei allora, al Partito Democratico chi vedrebbe bene? Noi abbiamo fatto un'esperienza straordinaria in Friuli Venezia Giulia dove abbiamo eletto Deborah Serracchiani, presidente della regione. Anche se noi Italia Valori avevamo piccoli numeri, ma siamo stati determinanti per una vittoria straordinaria. Quindi lei vota la Serracchiani? A dimostrazione che è un soggetto innovativo. Una donna. In Friuli.